Migliaia di persone a Mestre, un fiume di gente in corteo per la sicurezza nel nome del 26enne ucciso dal rapinatore in Corso del Popolo al grido di riprendiamoci la città. Assente il sindaco Brugnaro che ha usato parole dure per la manifestazione, l'amico di Giacomo, il sindaco si commenta da solo, siamo qui per onorare Jack. 2 tragedie sulla strada nel veneziano in poche ore. A Jesolo, 20enne di Eraclea muore nell'auto finita in un fossato. A Campo Nogara, 30enne perde la vita in moto. Incidente nautico nel pomeriggio lungo il canale Tessera-Venezia, ferito in modo grave il conducente del barchino, una 70enne di Murano. Non voglio premi, chiedo diventi operativo il piano di emergenza sicurezza siglato a giugno. Il nostro lavoro è pericoloso, l'appello del marinaio a CTV il giorno dopo la violenta aggressione subita. Senza un proprio conto corrente, il 15% delle casalinghe del Veneto, l'allarme di Federcasalinghe che promuove la conoscenza di economia e finanza come scudo contro la violenza di genere. Il Venezia Calcio domani all'Olimpico contro i giallorossi, sfida con il passato per mister Di Francesco che alla vigilia anticipa: mi aspetto una Roma aggressiva. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano la manifestazione in corso a Mestre per onorare Giacomo, una vicenda che vi abbiamo raccontato da giorni, che vi stiamo raccontando da giorni. Per noi sul posto ci sono Filippo Fois e Renato Capoia. Buonasera Filippo. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Questo, se vogliamo, qualcuno potrebbe dire è l'ultimo atto della tragedia che ha visto protagonista il giovane Giacomo Gobbato, che ha perso la vita a 26 anni, o forse, come è stato detto nel corso degli interventi che si sono susseguiti in questa piazza che è gremita, come vi sta facendo vedere Renato Capoia, perché la gente arriva veramente fino in fondo alla piazza. Si parla di circa 10.000 persone, forse è un punto di partenza. Un punto di partenza per che cosa? Per una città più partecipata, è stato detto, in cui si torni a fare comunità, non ci si volti dall'altra parte, come diceva Giacomo, perché si torni a vivere in un luogo, diciamo, in cui non si abbia paura di uscire la sera. Il corteo, come detto, ha battuto tutti i record delle manifestazioni recenti che si sono svolte a Mestre, ha sfilato una folla composita, sia per età, per classe sociale, per anche credo politico, ci sentiamo di dire, e una folla che tra l'altro era rappresentativa di una città multietnica come Mestre, che per un giorno si è fermata. Abbiamo visto tanta gente applaudire anche alle finestre, e la manifestazione poi è stata aperta da Sebastiano, l'amico di Giacomo, e noi l'abbiamo avvicinato poco prima che cominciasse il corteo. Il sindaco ha detto che oggi chi sfila oggi è chi sta dalla parte di chi ha il coltello. Vabbè, sulle parole del sindaco sinceramente non commento, perché penso che si commentino da sole, e credo che anche tante persone che l'abbiano votato si stiano rendendo conto degli anni che ha dedicato a prendere in giro le persone, a illuderle di avere la soluzione in tasca, mentre dopo 9 anni è evidente che questa soluzione non ce l'abbia. Inviterei a un religioso silenzio, ma evidentemente il sindaco non è in grado neanche di avere un minimo di decenza, ma la risposta di oggi sarà chiara e evidente. Noi l'abbiamo detto più volte, la manifestazione di oggi porta in piazza temi già citati, e sicuramente non si portano in piazza per usare quello che è successo, ma al contrario si portano in piazza queste tematiche per rendere onore alla vita e alla morte di Giacomo, per un motivo molto semplice. Quelle politiche che la città chiede da anni sono politiche che potrebbero aver salvato la vita di Giacomo se fossero state applicate prima, e potrebbero salvare altre vite se verranno applicate nel più breve tempo possibile. Questo è quello che cerchiamo di dire. Ieri un dipendente della CTV è stato attaccato da delle borseggiatrici dopo che aveva sventato un tentativo di borseggio, e lui ha detto: io non mi giro dall'altra parte. Sembra quasi un omaggio a quello che diceva anche Giacomo. Speriamo che quello che è successo riesca a creare un risveglio nelle tante persone, sicuramente nel reagire, ma nel reagire senza alimentare dinamiche d'odio, reagire e puntare, dedicare le proprie energie, sicuramente non girarsi dall'altra parte, ma parallelamente, se vogliamo dare una risposta concreta
e che duri nel tempo. Dobbiamo riprendere in mano una comunità che sicuramente è stata abbandonata a se stessa, ma che spesso si è abbandonata. Nell'individualismo con cui puntano a crescere e a farci vivere, noi dobbiamo ricostruire un tessuto sociale che invece sia in grado di essere presidio fisso su questo territorio. Sebastiano Bergamaschi è ancora in una fase di convalescenza, è stato accoltellato a una gamba durante quella notte tragica in cui il suo amico Giacomo ha perso la vita e ha percorso una parte del corteo, aiutato con una stampella. Noi adesso ascoltiamo altre voci che abbiamo preso tra le tante persone che si trovavano qui a Mestre durante questa manifestazione che, come vedete, continua alle mie spalle in una piazza Ferretto gremita. Ci sono state naturalmente anche un dibattito polemico su certe affermazioni che sono state rilasciate dal sindaco Luigi Brugnaro, riprese poi dalla stampa, ma questo sarà argomento probabilmente in altre giornate. Oggi la giornata forse sostanzialmente se la merita questo ragazzo che ha sacrificato la propria vita non voltandosi dall'altra parte. Stanno sfidando quelli che vogliono ricordare oggi Giacomo Gobbato, un ragazzo straordinario che ha perso la vita e a cui oggi dobbiamo rendere omaggio in una manifestazione di dolore pubblico. Naturalmente non è solo una manifestazione di dolore pubblico, è anche una manifestazione per chiedere una svolta a Mestre, su Mestre, maggiore sicurezza, con maggiore controllo del territorio, ma soprattutto con politiche che possano contrastare il degrado. E oggi noi siamo qui perché vogliamo testimoniare che questa manifestazione non è una manifestazione di partito, come è stato detto da qualche parte. È ovvio che qui ci sia la convergenza di partiti, sindacati, persone schierate, ma questa è una manifestazione della città, dei cittadini che vogliono una città più sicura. Questa è una manifestazione che probabilmente nasce da lontano, da quella di 1 anno e mezzo, riprendiamoci la città, che è contro tutta la situazione che su questo territorio si sta vivendo. Quest'ultimo evento di Giacomo è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La città è completamente allo sbando, c'è, come ben sapete, addirittura un procedimento giudiziario in corso per i vertici del comune. È una situazione totalmente insostenibile. L'amministrazione che abbiamo purtroppo non riesce a risolvere tantissimi problemi, che sia la sicurezza, che sia l'assistenza sociale, che sia il valore del territorio per i residenti e gli abitanti, che siano residenti o nuovi residenti, ed è per questo che è bene mettersi tutti insieme per ricordare all'amministrazione, sperando che cambi, per cambiare strada. Siamo fino in piazza Ferretto, tutti insieme! E queste erano alcune delle voci che abbiamo raccolto con Renato Capoia durante la manifestazione che vedete continua alle mie spalle. Ci sono delle polemiche politiche, ma forse su un fatto siamo tutti d'accordo: c'è bisogno di più sicurezza nelle nostre città e magari, l'ha detto anche il sindaco Brugnaro in uno dei suoi ultimi interventi, si può provare almeno a confrontare, ecco, perché il punto di partenza è un problema che viene riconosciuto da tutti. Restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero Filippo, a te e Renato Capoia. Rimaniamo a Mestre, rimaniamo a parlare di sicurezza, perché i carabinieri hanno identificato e fermato l'uomo ritenuto responsabile di un'aggressione a colpi di bottiglia pochi giorni fa in via Piave, risultato irregolare sul territorio italiano e già destinatario di un ordine di espulsione. È stato espulso l'uomo ritenuto responsabile di un'aggressione avvenuta la notte del 25 settembre in via Piave ai danni di un cittadino sudcoreano rimasto ferito al volto con frammenti di vetro di bottiglia. In base alle testimonianze raccolte dai carabinieri di Mestre e alle indagini avviate immediatamente anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, si è giunti ad un 30enne di origini nordafricane. L'uomo è stato fermato per strada durante un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del quartiere Piave. Il risultato irregolare sul territorio italiano è destinatario di un ordine di espulsione emesso nel mese di luglio scorso. Al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato accompagnato al centro di permanenza e rimpatrio di Brindisi per il rientro nel paese d'origine. E adesso sulle strade del Veneziano è stata una giornata davvero difficile, ci sono 2 vittime, la prima un giovane di Eraclea, l'incidente nella strada che porta a Jesolo.
Una ruota che spunta dai fitti arbusti, poi la scoperta che poco distante c'è una macchina. L'allarme è lanciato intorno alle 7:30 del mattino da un passante. A bordo dell'auto senza vita Angelo Loprete, 20 anni, compiuti lo scorso 9 settembre. Una fuoriuscita autonoma, quella del giovane lungo via Piave Nuovo, strada regionale tristemente nota per gli incidenti che si sono verificati negli anni, spesso a causa dell'alta velocità. Solo di un anno fa la morte di 2 ragazzi, anche loro poco più che ventenni, più o meno nello stesso punto, prima di 2 leggere curve in corrispondenza dell'incrocio con via Canalcalmo. Arrivati i soccorsi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Angelo Loprete. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'auto qualche ora prima, nella strada di ritorno da una serata. Ancora presto per capire se il giovane sia morto sul colpo o dopo qualche ora. Sono infatti in corso le indagini della polizia locale, giunta sul posto con i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il ventenne dall'auto. Non si conoscono le cause della fuoriuscita, quello che è certo è che il ragazzo andava a velocità sostenuta nel momento dell'impatto. Un ragazzo molto molto solare, uno di quelli che ti viene incontro proprio per chiederti come stai e per cercare un rapporto. Una persona che non si arrabbiava mai, aveva iniziato a lavorare dopo gli studi. Sono episodi che lasciano naturalmente sbigottiti non solo i familiari ma anche tutta la comunità e tutta la cittadinanza. Angelo è la terza giovane vittima sulle strade del Veneziano in una settimana. È una lista che non termina più ed è molto molto preoccupante, sono tutte vite troppo giovani. Sicuramente dovremmo lavorare sulla sicurezza. A lanciare il grido d'allarme anche Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba Luci sulla buona strada. Nessuno rispetta, corrono, ma se io sorpasso e non ho la visuale dall'altra parte non ha la visuale dell'altra carreggiata, non si vede niente, rischiamo di fare il botto, un frontale. Con il prefetto di Venezia, Pelos, ci siamo già incontrati 2 volte, il quale appunto ha ascoltato tutte le categorie e ha detto a fine ottobre appunto ci incontreremo. Io vorrei arrivare a vittime zero, credetemi con tutto il cuore, però non voglio essere bugiarda, però proviamo a salvarne una oggi, una domani, magari forse arriviamo a vittime zero. Incidente questo di Eraclea Jesolo, preceduto ieri sera da un'altra tragedia sulle strade del Veneziano. Motociclista trentenne di Fesso ha perso la vita appunto ieri sera intorno alle 23 a Camponogara nel tragico schianto con un'auto che si metteva da via Meritore lungo via Arzerini, dove il Centauro stava transitando. A perdere la vita Giorgio Nicotra, 30 anni di Fesso e originario di Montagnana. Devastante l'impatto tra i 2 mezzi, sul posto i vigili del fuoco per rimuovere le auto e i carabinieri ai quali spetterà il compito di ricostruire questa tragedia. La strada è stata chiusa per gran parte della notte. Così dunque ieri sera a Camponogara. Collisione tra un motoscafo di Ali Laguna e un barchino lungo il canale di Tessera a Venezia. Ha ferito alla testa in modo grave il conducente del barchino, un 70enne di Murano, che si trova ora ricoverato all'ospedale civile di Venezia. L'incidente nel pomeriggio, poco dopo le 16, il mezzo di Ali Laguna, per causa in corso di accertamento, ha colpito il barchino che si trovava lungo la stessa rotta di navigazione. Non è chiaro se a bordo del barchino ci fosse una seconda persona risultata dispersa. Il giorno dopo l'aggressione del marinaio colpito da una bottigliata in testa da 2 ladre che aveva fermato dopo un borseggio a bordo, i sindacati chiedono interventi drastici per tutelare i lavoratori. Quello che è successo è gravissimo. Dico subito che nessuno vuole premi. No al premietto, no a questo, no a quello, perché è stato salvato uno scippo, la bottiglia in testa, no, non voglio niente. Io voglio un premio solo, l'attuazione del piano di emergenza sicurezza che è stato firmato con le sigle sindacali il 7 giugno. Perché ormai il nostro lavoro non è più un lavoro usurante, è un lavoro pericoloso. Quello che mi fa più male è che a fianco avevo un bambino con una carrozzella. Se questa non ho neanche la definizione per chiamarla, se questa disgraziata sbaglia mira e mi becca il bambino in carrozzino, lo sfigura per tutta la vita.
Il giorno dopo l'aggressione al marinaio Filippo Lazzarini, colpito da una bottiglietta in testa da 2 ladri perché ha evitato un loro borseggio sul vaporetto della linea 1 a Venezia, i sindacati chiedono un incontro urgente in prefettura sul tema della sicurezza, sia dei lavoratori che dei passeggeri. Alberto Cancian, sindacalista USB, è preoccupato. È un episodio gravissimo ed è uno dei tanti episodi di aggressioni verbali e, come in questo caso, anche fisiche, che i nostri marinai e i piloti, ma anche gli autisti del servizio degli autobus subiscono ogni giorno. Segno che bisogna fare qualcosa e bisogna farlo in fretta. Si chiede subito un tavolo che in prefettura e cercare di trovare delle soluzioni affinché episodi tali non accadano più. Naturalmente va al marinaio va tutta la nostra solidarietà e speriamo che sia solamente l'ultimo di episodi gravi. Allarma anche l'escalation di violenza di questi episodi, sempre più gravi. Quello che è successo ieri fa riflettere, perché gli episodi di borseggi all'interno di vaporetti purtroppo sono in aumento. Ci sono sempre stati, però mai come questi giorni. E si nota anche l'aggressività di coloro i quali sfruttano la folla per poter rubare qualcosa. Segno che anche questo un cambio dei tempi, sono diventati anche aggressivi adesso, quindi bisogna correre ai ripari. Il dibattito dunque è aperto, ma servono soprattutto risposte concrete. Il 15% delle casalinghe del Veneto è senza un proprio conto corrente. Questo l'allarme, la fotografia di Federcasalinghe che promuove la conoscenza di economia e finanza come scudo anche contro la violenza di genere. Possedere una conoscenza di base di economia e finanza come scudo alla violenza di genere, essere in grado di gestire il denaro, sapere cosa significa inflazione, interessi o diversificazione del rischio, può salvare le donne da vessazioni economiche in primis, violenze psicologiche, infine anche da quelle fisiche. Si chiama alfabetizzazione economico-finanziaria. Scorrendo le tabelle OCSE nell'ultimo studio del 2023, lo scenario italiano rispetto ai paesi avanzati è deprimente. Fatto 100 il voto massimo in alfabetizzazione finanziaria, l'Italia prende 53, la Germania prende 76, la media OCSE è 63. Se pensiamo che il 30% della nazione femminile non ha un conto corrente bancario proprio, e sembra che in Veneto arriviamo fino al 15%, quindi una percentuale ancora molto elevata. Se ne è discusso a Venezia nei giorni scorsi a Palazzo Dolfin Manin, sede della Banca d'Italia, nell'incontro organizzato da Federcasalinghe. Perché questa nostra società ha degli aspetti cattivi, che sono tentativi di truffe, tentativi di inganno. Bisogna imparare a difendersi con consapevolezza. La tappa veneta di una serie di appuntamenti in giro per l'Italia ha coinvolto anche il Comune e il Centro Antiviolenza di Venezia. È il primo centro antiviolenza pubblico d'Italia, un tema, quello della violenza economica, di cui si parla ancora troppo poco, ma che può diventare la premessa di violenze anche più gravi come quella fisica o addirittura nei casi estremi nei femminicidi. Lo sport, il calcio per il Venezia, domani l'esame Roma all'Olimpico per mister Di Francesco, un incontro con il passato. Domani pomeriggio alle ore 15 il Venezia Football Club affronta all'Olimpico un'altra big del nostro campionato, la Roma di Ivan Juric, in un momento delicato anche per i giallorossi, per la sesta giornata di Serie A, una partita non banale anche per mister Eusebio Di Francesco, che incontra e chiede strada a un capitolo importante del suo passato sia da calciatore che di allenatore. Di Francesco alla vigilia è carico. La gara sulla carta potrebbe sembrare di quelle proibitive per i lagunari, ma io penso più al Venezia in generale che in questo momento a quello che è un po' il mio passato nella Roma. Abbiamo voglia di dare continuità per tutte le prestazioni e credo che la squadra stia lavorando in questo momento nella giusta direzione. Mi aspetto come sempre delle risposte importanti, ma credo che il percorso che stiamo iniziando anche
attraverso un lavoro continuo che non sia solo di campo, ma anche a livello mentale, psicologico, di tenuta durante la gara, la vorrei rivedere in maniera continua anche a Roma. La vittoria con il Genova è stata la prima degli arancione-verdi in questo campionato e martedì scorso i giocatori si sono presentati al Penso ai tifosi, ma il campionato incombe e le dirette concorrenti per la salvezza viaggiano spedite. Di Francesco si aspetta una Roma così. Aggressiva, uomo contro uomo, già si è visto un po' di cambiamento rispetto alla Roma di Daniele De Rossi, come principi proprio di gioco e anche come ricerca di aggressività. Normale che una squadra che viene da più partite, non so, credo che farà un po' di turnover, c'è qualche giocatore acciaccato, me lo aspetto, avendo anch'io vissuto la settimana dove si fanno 3 partite consecutive, ti aspetti sempre qualche cambiamento dal punto di vista degli interpreti, non credo della mentalità. Vi rimostro in ultima battuta il fiume di gente che ha attraversato e continua ad attraversare Mestre, il corteo in memoria di Giacomo Gobbato, il 26enne ucciso da un rapinatore in Corso del Popolo una settimana fa. Ci sono davvero tante persone, forse 10.000, forse di più, questo è il numero che ci ha riferito anche il nostro Filippo Fois poco fa in diretta con Renato Capoia. Riprendiamoci, la città è il grido più volte appunto urlato da questi partecipanti. Non è una manifestazione politica, dicono le tante associazioni presenti. Insomma, un corteo così non si vedeva davvero da tantissimo tempo a Mestre. Ed è tutto da Venezia, subito dopo la sigla, il meteo e TG Treviso. Buona serata.